Una discussione pare per futili motivi degenerata in una violenta rissa. È accaduto ieri sera nel centro di Vittorio Veneto. Protagonisti del grave episodio alcuni stranieri che dalle parole sono passate alle vie di fatto. Un 25enne di origini marocchine ad un tratto ha estratto un'arma da taglio ed ha colpito più volte un connazionale 34enne. La vittima ha riportato diverse ferite da taglio agli arti superiori. Immediatamente sono stati allertati i militari dell'arma e gli uomini del suo M118. L'uomo è stato portato in ospedale con una prognosi di una decina di giorni. I carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, nel corso delle indagini per identificare i partecipanti alla rissa sfociata nell'aggressione, hanno rintracciato poco dopo, nei dintorni della città, il 25enne già noto alle forze dell'ordine che, alla vista dei militari, ha tentato di sottrarsi al controllo rendendosi necessaria la sua immobilizzazione forzata. Illesi i carabinieri intervenuti, lo straniero arrestato per resistenza a pubblico ufficiale sarà giudicato nelle prossime ore per direttissima presso il Tribunale di Treviso.